No, voglio, non è possibile proprio, rido per non piangere. Non è possibile perché qui dopo gli infortuni di Zanoli, di Ounas, la positività al Covid di Politano, di Dem, si aggiunge l'infortunio di Anghissà, anzi prima quello di Osimhen, frattura allo zigomo e poi Anghissà, ragazzi, ma qui dobbiamo andare a Lourdes a farci benedire dalla Madonna, ma ciao a tutti amici da Napoli dell'87. Prima di iniziare con il video vi invito a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi al canale. Sì, dobbiamo andare a Lourdes, ragazzi, a farci benedire ma per bene, perché qui siamo veramente sfortunati, qui ci gira tutto male, ma non solo per gli infortuni, soprattutto per gli infortuni, ma anche gli episodi delle partite, perché andiamo a vedere la partita con il Verona, 2 legni presi, andiamo nella partita con l'Inter dove Mertens, prima Mario Rui e poi Mertens, non so Handanovic, ancora sto pensando a Handanovic, quale santa aveva in porta a parare quel colpo di testa ravvicinato di Mario Rui, come ha fatto a pigliare il pallone, io vorrei sapere. Altre 100 volte non lo prende, come ha fatto giustamente con il Napoli, doveva fare quella parata, perché la fortuna è dalla nostra parte, no? E poi Mertens avanti alla porta prende qualche piccione, dopo aver fatto un grandissimo gol, un pallone più facile da mettere dentro, lo sbaglia. Ragazzi, ci gira un po' tutto così, 2 partite dove non si vince, però io voglio dare fiducia ai ragazzi, a quelli che ci sono adesso, in questo momento, quelli che abbiamo disponibili, ovvero in attacco abbiamo Petagna e Mertens. Diamo fiducia a questi due. Io ovviamente preferisco tutta la vita Ciro Mertens, anche se in qualche partita serve l'uomo che tiene la palla, serve l'attaccante fisico e in questo caso metti Petagna. A centrocampo, ragazzi, siamo obbligati a giocare con Fabian Ruiz, è vicino metti Lobotka, Zielinski, poi c'hai Yilmaz che comunque è un esterno più d'attacco perché è più offensivo, però può fare anche il centrocampista. Io in questo caso, ragazzi, visti gli infortuni di Anghissà e la positività di Dem, io giocherei con il 4-3-3 e non più con i 2 mediani che giocavano vicino a Anghissà e Fabian, che si sposavano bene, che si sono sposati bene e nelle ultime partite hanno sempre fatto grandi prestazioni entrambi. Nell'ultima Fabian con l'Inter non ha fatto una grande prestazione, Anghissà, ragazzi, un fenomeno, ha fatto ancora una volta una grande prestazione, il migliore del Napoli, ieri si è salvato lui fra tutti quanti, ha fatto un'altra grande prova. Parlando del centrocampo, appunto, io giocherei con 3 centrocampisti, visto che non c'è chissà, non andrei a giocare con la mediana, con Lobotka Fabian, ma giocherei con 3 centrocampisti, scenderei Zielinski a centrocampo come ala e giocherei con Lobotka regista, Zielinski e Fabian, giocherei a centrocampo a 3. Comunque ragazzi, io non so che aspettiamo anche a mettere Gulam dall'altra parte, anche far riposare diciamo un po' Di Lorenzo, perché Di Lorenzo le sta giocando tutte, infatti ha faticato con l'Inter, non è stata una delle sue migliori partite, ma non può fare tutte le partite al 100% Di Lorenzo. È la nazionale, è gli impegni di Europa League, è il campionato, le sta giocando tutte. Alla fine anche lui, Cornander, spero non si faccia male perché sennò sta macciso, se viene qualcosa anche a Di Lorenzo, sta macciso sui terzini, sicché preghiamo la Madonna di Lourdes che non si fa male che terzina, perché siamo stretti proprio lì, in quelle parti. A centrocampo più o meno qualcuno lo va a pescare, qualcuno ce l'hai sempre, però lì siamo proprio messi male. A gennaio mi aspetto qualche rinforzo, soprattutto lì. Poi è ovvio, se avevi un centrocampista in più di qualità ti faceva comodo, come l'attaccante, perché sì, è vero Mertens, lo conosciamo che cosa ha combinato da attaccante, però ora a una certa età, viene anche lui da un infortunio, magari la continuità, magari il gol che l'ha sbloccato potrebbe far bene, speriamo in questo.
Diamo fiducia a quelli che abbiamo attualmente a disposizione di Spalletti. Ragazzi, ieri il Napoli c'è ancora amarezza e tanta delusione, soprattutto per il risultato, perché alla fine la prestazione del Napoli non è che abbia fatto una grandissima partita, però potevamo strapparci un pareggio, anche non giocando bene. Alla fine il risultato che conta, il Napoli ha avuto l'occasione, ha avuto due occasioni nel finale per poterla pareggiare, però gli episodi hanno voluto che il Napoli non pareggiava la partita, non pareggiasse quella partita di ieri sera, mentre dall'Inter ha avuto l'episodio a favore, il quale è riuscito poi a ribaltare la partita, perché quel rigore, grazie a quel rigore concesso da parte di Koulibaly, l'Inter è tornata in gara e ha ribaltato il risultato, perché non so quando l'Inter poteva pareggiare, magari la pareggiava pure, però non so se l'avrebbe pareggiata in questo caso, perché il Napoli giocava di attesa e giocava di ripartenza sui palloni di Osimhen. Sappiamo che il Napoli quando va in vantaggio difficilmente poi si fa ribaltare il risultato. In questo caso l'episodio ha un po' messo in condizione all'Inter di ribaltare il risultato. Comunque niente ragazzi, il Napoli mi è piaciuto nei minuti finali, appunto quando è entrato Mertens. Io l'avrei messo un po' prima, ovviamente io non faccio l'allenatore, Spalletti l'allenatore, perché Lozano e Insigne hanno deluso, così come Osimhen bloccato dalla difesa dell'Inter. L'attacco proprio annullato, ha fatto poco. Mertens ha fatto più di tutte e tre quando è entrato. Poi a centrocampo, anch'issa il migliore in campo, ragazzi, strepitoso. E che roulette ha fatto in mezzo a due, che cross ha messo per Mertens, scusate, dove si è divorato il gol, ragazzi, che ha buttato Spalletti a terra. Ma Fabian non mi è piaciuto, l'ho visto un po' spaesato, un po' lento, è stato saltato molte volte. Zielinski mi è piaciuto più diciamo delle altre volte, pian piano lo stiamo ritrovando, ha fatto anche un grande gol. La difesa, Koulibaly e Rachmani non hanno colpe secondo me. Mario Rui ha colpe su almeno uno o due gol, su quello di Lautaro l'ha guardato proprio tirare. E poi il calcio d'angolo, colpe anche Zielinski sul calcio d'angolo, perché il gol che abbiamo preso è scandaloso, ragazzi, non si può più un gol così. Zielinski che si abbassa e poi un gol, cioè io non lo so se si vedono queste cose in Serie B, Serie C. Comunque abbiamo preso un gol da Polli, quello lì sul calcio d'angolo, nessuno sul palo. E poi che c'è da dire? Di Lorenzo non ha fatto una grande partita anche lui, perché siamo andati in difficoltà proprio sui terzini, ragazzi. Ospina ha fatto quello che poteva, non ha colpe secondo me. E niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto e che aspettate ragazzi, che andiamo da Madonna, da Lourdes, da Madonna a carrozza, iscrivetevi al canale di Napoli e Andiamo bella, almeno questo, perché vista la short Catenim ci stanno secciando un po' i milanisti, gli interisti, i juventini pure, perché qua veramente di tutti i colori, pali, i palloni che non vogliono entrare, gli infortuni di continuo, e che cazzo, Gesù mettici la mano a tu, San Gennaro, Padre Pio, virano poco tu, la Maronna, insomma. Buona serata a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre, voglio, forza Napoli!